si è svolta a Barcellona Pozzo di Gotto, nella frazione di Sant'Antonio Abate, in provincia di Messina, presso il Giardino degli Ulivi della parrocchia di Sant'Antonio Abate, la cerimonia di premiazione del premio settimo concorso nazionale di poesia Città di Sant'Antonio Abate, organizzato dal poeta Antonino Foti. La giuria del premio, composta dal presidente Cetti Perone, dal prof critico letterario Filippo Russo, dal prof Vito Natoli, dal poeta Filippo Scolareci e dallo scrittore Nino Genovese, dopo attenta valutazione, ha premiato nella sezione poesie in dialetto siciliano la poetessa di Termini Imerese Rosaria Lobono con la poesia Pirduno. Il secondo posto è andato al poeta di Borgetto Francesco Billeci con la poesia Lufiglium Pristatu. Nella sezione poesie in lingua italiana ha vinto il primo posto la poetessa palermitana Teresa Riccobono con la poesia Lontane Memorie. Nella sezione poesie religiose ha vinto il primo posto la poetessa palermitana Palma Civello con la poesia Fammi essere deserto, e nella sezione vernacolo ha ricevuto il primo posto il poeta napoletano Enrico De Gaudio con la poesia Napoli Navota. Le poesie sono state recitate dalla declamatrice Clara Russo. Vediamo alcune nostre interviste ai vincitori. Siamo qui al settimo concorso internazionale di poesia Sant'Antonio Abate. Questa è la serata conclusiva praticamente del concorso e qui con noi l'organizzatore dello stesso, Antonino Foti. Antonino, com'è andata questa serata? Quali le conseguenze e comunque quale, diciamo così, il bilancio? Allora, innanzitutto buonasera, grazie Clara per ciò che tu fai per me, per questo concorso. Diciamo che siamo sullo stesso livello, forse anche più della sesta edizione, quindi quest'anno abbiamo avuto 150 poeti e più di 300 poesie. Sono più che soddisfatto perché vedo che anche a livello nazionale questo concorso ha preso piede e si fa valere. Eccoci qui con la presidente della giuria del settimo concorso internazionale di poesia Sant'Antonio Abate, organizzato, appunto, abbiamo detto precedentemente, da Antonino Foti. La presidente è la professoressa Cetti Perrone. Com'è andata questa edizione delle poesie che comunque sono state selezionate? Allora, come ogni anno vedo che le poesie sono di uno spessore veramente non indifferente e sinceramente non sai neanche come votarle poi, perché sono così belle che non hai la possibilità di poter discernere bene quale sia la più bella. Certo, è chiaro che non tutte possono arrivare sul podio, però devo dire che ogni anno, questa è la terza edizione che io faccio parte della giuria, quest'anno addirittura mi ha detto Nino di fare la presidente della giuria, e devo dire che ogni anno la fattura è sempre migliore dell'anno precedente, forse perché ce lo dimentichiamo, non lo so, però veramente complimenti ai poeti. Ci troviamo ancora una volta con il poeta Francesco Billeci, il quale per la seconda volta ha vinto con la sua poesia Un figlio imprestato. Prego. Correggo, è per la terza volta, perché già io con questa poesia ho vinto anche al premio di Borgetto. Noi la vorremmo così con un secondo posto, un primo posto a Messina al premio Arsemea e qui di nuovo un secondo posto, quindi sono soddisfatto anche perché questa è una poesia nuova, un cavallo di battaglia scritto all'inizio dell'estate e mi sta dando tante soddisfazioni. Sono contentissimo anche perché alla fine poi non conta il premio ma il messaggio che si lancia attraverso la poesia, anche perché è un tema delicato. Il tema che affronto in questa poesia è quello dell'adozione. Evidentemente la poesia ha colto nel segno non solo i giurati di Messina ma anche i giurati del settimo concorso internazionale di poesia Sant'Antonio Abate a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Evidentemente c'è qualcosa che li accomuna in questa poesia che rende così bella la stessa da poter meritare un risultato così grande.
Il tema è delicato perché io naturalmente affronto il tema dell'adozione di un bambino, è la storia di un bambino che praticamente viene tolto a una famiglia un po' diciamo sballata, il padre e la madre drogati, e viene affidato ad una nuova famiglia e quindi inizia una nuova vita con una nuova famiglia. Quindi il tema è abbastanza delicato, è quello dell'adozione, dell'abbandono, e quindi penso che sia stato questo diciamo, ad emozionare la giuria che l'ha votato. Ci troviamo qui insieme con il poeta Enrico Del Gaudio, che è arrivato prima nella sezione Invernacolo. Chiediamo allo stesso come si intitola la sua poesia e quali sentimenti lo ha ispirato per scrivere la stessa? Dunque, la poesia Napoli è una volta si rifà ad un vecchio scritto di Ferdinando Russo, il quale dopo la sua morte lasciò sulla sua scrivania tante lettere così messe alla rinfusa, i suoi pensieri, le sue cose. Tra questi scritti c'erano 2 versi che io ho raccolto attraverso Google, che questi 2 versi parlavano di una Napoli antica. Io, cercando di interpretare il pensiero del poeta, ho cercato di dare una risposta a questi 2 versi ed è nata Napoli una volta. Eccoci con un'altra finalista, diciamo, del concorso, del 7° concorso internazionale di poesia Sant'Antonio Abate. Eccoci con Rosaria Lobono, che è arrivata prima nella sezione Invernacolo in siciliano. Come si chiama la sua poesia e con quali sentimenti l'ha scritta? Allora, la mia poesia si chiama Perduno. Ho scritto, questa poesia parla di un padre che ha abbandonato il figlio quando ha saputo che la mamma attendeva questo bambino e quindi non ha conosciuto questo suo figlio. Dopodiché, dopo tanti anni, quando il figlio è già sposato con bambini, si è presentato, però nonostante ciò, nonostante tutte le difficoltà che il padre, cioè che il figlio ha attraversato, è riuscito a perdonarlo, insomma, il padre, dicendo che se non sei stato padre puoi essere nonno. E quindi mi sono basata, diciamo, su tante storie che avvengono di questo genere che sentiamo, insomma. Quindi nello specifico non si tratta di una storia ben delineata, ma di una sommatoria di storie. Sì, una sommatoria di storie, sì. È come se avesse creato una composizione in qualche maniera. Sì, come se avessi una composizione, insomma, mi sono basata su tante storie, che ce ne sono tante, se ne sentono tante, anche in televisione, vediamo in queste trasmissioni di figli, di padri che abbandonano i figli, quindi mi sono basata su questo. Eccoci di nuovo con un'altra poetessa che ha vinto il primo premio nella sezione religiosa, con la poesia Signore fammi essere deserto, la poetessa Palma Civello. Quali sentimenti l'ha spinta, poetessa, a scrivere questa poesia? Ho pensato che per poter mettersi in contatto col Signore e ascoltare la sua voce bisogna fare il vuoto, il silenzio dentro, il deserto, e allora ho chiesto al Signore in questa poesia, che è una preghiera, di diventare così vuoto, deserto, per poter essere più puliti, più pronti ad ascoltarlo e a fare la sua volontà. Appunto, la stessa è arrivata al primo posto nel 7° concorso internazionale di poesia Sant'Antonio Abate e dico, si aspettava questo risultato? No, perché per me scrivere questa poesia è stato come mettere giù una preghiera, e l'ho spedita, ma non pensavo assolutamente che potesse piacere così tanto. Sono molto contenta, molto emozionata, ed è un privilegio per me vincere nella sezione religiosa. Eccoci ancora con una poetessa che ha ottenuto il primo premio al 7° concorso internazionale di poesia Sant'Antonio Abate. La poetessa si chiama Teresa Riccobono e ha vinto il primo premio con la poesia Lontane memorie. Cosa l'ha spinto? Quali sentimenti ha suscitato in lei questi versi, o comunque che cosa parla la sua poesia? Guarda, la poesia mi è stata ispirata dal mito della madre terra. La madre terra ha sempre avuto per me una magia, un incanto, questo mito di Cerere che va cercando la figlia e prega gli dei di fargliela vedere, di fargliela ritornare in vita, e allora si giunge a un compromesso. 6 mesi sarà
sarà sulla terra e 6 mesi resterà con il marito, con Plutone. E mia madre mi raccontava di questo mito e io, pensando a Cerere, pensando alla primavera, pensavo quando con mia madre raccontavamo seduti sulla spiaggia, mia madre mi avviava agli studi classici e grazie a lei io li amo anch'io, ecco, questa eredità che mi ha lasciato d'affetti, di memorie. Sinceramente, si aspettava questo risultato? No, di solito quando partecipo ai concorsi di poesia, sì, la poesia è importante, però mi piace incontrare gli amici, avere contatti, perché la poesia nasce anche dall'incontro, nasce anche col ritrovarci, scambiarci le opinioni, vedere lo stato e dire ma devo migliorare. È un punto di incontro e di contatto anche.